Io sono stato e sono ancora convinto che la vita sia bella e sia giusto goderla in tutti i suoi vari aspetti. Credo in questo momento che la qualità della mia vita sia scesa sotto la soglia della accettabilità e penso che non valga più la pena di essere vissuta. Questo un estratto del memoriale di Loris Bertocco, il 59enne veneziano da 40 anni paralizzato e che è morto in una clinica svizzera. La sua decisione di scegliere la dolce morte lontano dall'Italia ripropone con tutto il suo carico di dolore e sofferenza la questione di una legge che regolamenti il fine vita. Diciamo di una morte dignitosa, cosa che non ci consente questo paese perché ci obbliga ad andare a morire in esilio invece di morire a casa nostra tra i nostri affetti più cari. Ma come Loris Bertocco sono tanti i veneti che hanno scelto di andare oltre confine a morire. I dati della sola associazione Exit Italia che assiste malati terminali parlano chiaro. 3 dicevamo del 2015 sono partiti del Veneto, invece del 2016 ci sono andati 2 persone, una di Vicenza e una di Venezia. Sempre secondo Exit Italia, attualmente sono 5 i veneti, un bellunese, un vicentino, un veneziano e 2 padovani in attesa di partire per la Svizzera. Numeri che riguardano la sola associazione di Coveri, ma se si considera coloro che si appoggiano ad altre associazioni o che agiscono individualmente, è possibile dire che sono dati decisamente più elevati. Fredde cifre che in realtà racchiudono le storie di malati che spesso partono da soli verso la Svizzera. Queste persone hanno paura di essere accompagnate, evitano di essere accompagnate dai suoi cari per andare a morire perché la legge italiana ti dà 12 anni di galera. Famiglie che oltre alla sofferenza devono fare i conti con i costi che una simile scelta comporta. Che devono andare a morire in esilio a 10.000 euro il colpo. È questo che mi fa arrabbiare a me.